Incendio allo storico salumificio Coati di Negrar nel Veronese, la colonna di fumo visibile a decine di chilometri, un operaio si lancia da una finestra a 8 metri d'altezza, è grave, numerose squadre dei vigili del fuoco sul posto. Processo ai casalesi il giorno dopo le polemiche per i fuochi d'artificio Eraclea, udienza in aula bunker per Luciano Donadio, presente al procedimento per la prima volta dopo la scarcerazione. Disperso tra le macerie del terremoto in Turchia, a Maer, nella veglia di preghiera per il 60enne Angelo Zen, le comunità di Martellago e Romano Dezzalino strette attorno alla famiglia. Inverte la marcia e percorre un tratto di autostrada contromano, panico lungo la 34, una 45enne provoca lo scontro con un'altra vettura, la donna muore, 4 feriti, 3 di questi gravissimi. Stasera Paolo Egono sul palco di Sanremo, la stella del volley, ribadisce Italia paese razzista, ma la comunità di Galliera Veneta, dove ha vissuto fino a 14 anni, respinge le accuse al mittente. Primo consiglio comunale a Santa Maria di Sala dopo il terremoto giudiziario che ha portato tra gli altri all'arresto dell'ex sindaco Fragomeni, confermata la fiducia alla prima cittadina Natascia Rocchi. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha visitato stamani la foiba di Basovizza e dopo aver deposto la corona si è inginocchiato davanti al monumento. La colpa degli infoibati? Essere italiani, ha detto. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque l'avete sentito, sono ore di paura quelle che si stanno vivendo a Negrar nel Veronese per un devastante incendio che ha interessato lo stabilimento di Arbizzano del salumificio Coati, ferito gravemente un dipendente che si è lanciato dalla finestra per sfuggire alle fiamme e chiusa la Valpolicella. Ma che roba! Senti che c'è anche delle botte, come delle esplosioni. Senti. La colonna di fumo nero altissima è visibile a chilometri di distanza. È un incendio di enormi proporzioni, quello che sta devastando il salumificio Coati in via Leonardo da Vinci ad Arbizzano, nel comune di Negrar di Valpolicella, alle porte di Verona. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco di Verona e Vicenza, evacuate nella zona diverse abitazioni e capannoni a scopo precauzionale, mentre l'amministrazione comunale invita a tenere chiuse porte e finestre. Una persona è rimasta ferita. Dalle prime informazioni risulta si tratti di un dipendente del salumificio che per mettersi in salvo si è gettato dalla finestra riportando gravi traumi. È stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'ARPAV che stanno monitorando l'aria e l'ambiente circostante l'azienda per verificare l'eventuale inquinamento. Pesanti anche le ripercussioni sulla viabilità, chiusa la Valpolicella e le vie limitrofe allo stabilimento. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ai sanitari del 118, anche i carabinieri e la polizia locale. Oltre al comune di Negrar, anche il comune di Verona, attraverso i propri canali social, ha diramato l'invito ai cittadini a tenere le finestre di casa chiuse in seguito a questo gravissimo incendio. L'analisi, poi ci sarà un'ulteriore analisi degli inquinanti presenti nell'aria in corso proprio da parte dei tecnici dell'ARPAV nelle prossime ore. Ed ora siamo al processo ai casalesi, il giorno dopo le polemiche per i fuochi d'artificio Eraclea, l'udienza in aula bunker per Luciano Donadio, presente al procedimento per la prima volta dopo la scarcerazione. Mestre, aula bunker, ore 9:45, arrivano tranquilli da uomini liberi Luciano e Adriano Donadio, rispettivamente padre e figlio, per tutti i casalesi di Eraclea. Dopo la storia dei fuochi d'artificio, oggi accompagnati dal loro legale al centro tra i due, avvocato Renato Alberini, hanno voluto presenziare per la prima volta di persona e non più dal carcere alla nuova udienza in cui gli stessi, insieme ad altri 12 imputati, tutti da martedì in libertà, al processo di Mestre devono rispondere dell'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso sulle infiltrazioni della camorra nel Veneto orientale. Per tutti, dopo 4 anni di carcerazione preventiva, il Tribunale ha infatti ritenuto sufficiente la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Eraclea. In aula vietate le riprese TV e le foto in primo piano e Donadio, li si può riprendere soltanto di spalle, così come disposto da ordinanza del Presidente del Tribunale Stefano Manduzio, accogliendo loro esplicita richiesta su istanza presentata dai loro rispettivi legali, che non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa. A parlare invece il legale di Antonio Pacifico, in aula all'estremità opposta di Donadio e anch'egli libero da martedì. Con suo grande stupore, racconta il suo avvocato. Le prime parole sono state quelle di stupore, nel senso mi ha detto stai parlando seriamente, sul serio mi scarcerano,
e le prime cose che ha fatto è quello di recuperare il rapporto col figlio, con la ex compagna e con i propri affetti che aveva in loco. Lui è tornato comunque a stare ad Eraclea, dove aveva la sua residenza e i propri affari. In aula oggi sentiti i testimoni della difesa, tutti bancari, ascoltati dai PM Terzi e Baccaglini per le ingenti richieste di finanziamenti e sconfinamenti dei conti bancari delle società facenti capo ai Donadio. Processo questo di Mestre che dovrebbe concludersi prima dell'estate, entro maggio, stando alle udienze già calendarizzate con le prossime del 16 e 23 febbraio e che potrebbe terminare con la soluzione a carico degli imputati del 41 bis, con il paradosso dell'altro filone di indagine che con la sentenza dell'abbreviato vede condannato per mafia l'ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre, che dopo essere stato accusato dei famosi voti di scambio ha patteggiato, sentenza che verrà discussa in Cassazione a Roma il prossimo 21 aprile e ci sarebbe il rischio che si possano avere 2 sentenze distoniche, così il difensore di parte civile del sindacato. Non so esattamente cosa ci possa essere cosa succederà in Cassazione. Di sicuro la grossa base, diciamo, dell'impugnazione è proprio l'esistenza dell'associazionismo mafioso. Ed ora parliamo di Angelo Zen, il 60enne imprenditore originario del Vicentino e residente a Martellago, disperso nel terremoto in Turchia e del quale non si hanno notizie da domenica. Come vi avevamo annunciato ieri, è in corso una veglia di preghiera nella chiesa parrocchiale di Maerne di Martellago alla presenza dei cittadini e dei sindaci di Martellago Andrea Saccarola e Romano De Zelino Simone Bontorin. Sentiamo dunque insieme un passaggio di questa veglia. Che sono in mare i nostri peccati, chiediamo perdono al Signore, invocando la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, io ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio che è onnipotente. E dunque lo avete sentito, purtroppo ancora nessuna notizia di Angelo Zen, il tecnico orafo di Romano che risulta disperso dopo il terribile terremoto. In Turchia si scava senza sosta nella speranza di trovare persone ancora vive sotto le macerie. Ma a mano che le ore e i giorni passano, le probabilità di ritrovare ancora qualcuno in vita sotto i cumuli si riducono al lumicino. Nelle città devastate dal terribile sisma si continua a cercare anche Angelo Zen, il 60enne originario di Romano De Zelino, di cui non si hanno più notizie da domenica sera. Questo è quello che rimane dell'hotel dove Zen alloggiava. Il fabbricato non ha retto alla forza del sisma ed è crollato come un castello di carte. Sotto potrebbe esserci il tecnico orafo, oppure potrebbe essersi miracolosamente salvato ed essere ferito e ricoverato in qualche ospedale, incapace però di mettersi in contatto con i familiari. Anche le difficoltà nei collegamenti di certo non aiutano, mentre l'unità di crisi della Farnesina è in costante contatto con la Turchia. A Romano De Zelino cresce l'angoscia dei parenti, mentre stasera la comunità di Maerne, paese dove Zen si era trasferito, ha organizzato un momento di preghiera, una veglia di speranza per il tecnico disperso. Presente anche il sindaco di Romano De Zelino, Simone Bontorin, in rappresentanza della comunità di Fellette, dove vivono i figli di Angelo Zen, Mirko e Leonardo. E ci ricollegheremo con la chiesa parrocchiale di Maerne, dove è in corso la veglia nel corso del nostro telegiornale di Venezia a partire dalle 19. Ed ora andiamo a Padova. Freddy Sorgato era a Marghera il giorno dopo il delitto di Isabella 90, a rivelarlo i tabulati telefonici.
Freddy Sorgato il 17 gennaio 2016 era a Marghera. Il suo cellulare ha agganciato per alcune ore le celle telefoniche della zona dove lo scorso 30 gennaio è stato rinvenuto uno scheletro. La trasmissione Chi l'ha visto ha divulgato i tabulati telefonici dell'ex camionista di Noventa Padovana in carcere da 7 anni insieme alla sorella Deborah e alla tabaccaia Manuela Cacco per l'omicidio di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, sparita nel nulla la notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Il fatto che Freddy fosse a Marghera il giorno dopo l'omicidio della donna riaccende le speranze che quelle ossa ritrovate lo scorso gennaio possano essere le sue. Freddy conosceva quel luogo di Marghera, una zona industriale vicina dei depositi di carburante, per il suo lavoro di autotrasportatore, e poi la datazione dello scheletro fatta dall'anatomopatologo che stima la morte a 7 anni prima. Pare strano però che Freddy possa aver gettato il cadavere di Isabella a ridosso di una strada, anche se in un luogo piuttosto abbandonato. Un altro particolare che non coincide sono le scarpe indossate dallo scheletro, un modello di Vans color verde taglia 38, mentre Isabella Noventa calzava il numero 35-36 e la notte del delitto vestiva scarpe color nero. La risposta la potrà dare solo la comparazione del DNA disposto dalla procura. Continuiamo con la cronaca. Inverte la marcia e percorre un tratto di autostrada contromano, panico lungo la A34. Una 45enne provoca lo scontro con un'altra vettura. La donna muore, 4 feriti, 3 di questi sono gravissimi. Una donna morta e 4 persone ferite in modo molto grave è il bilancio del tremendo incidente frontale accaduto questa mattina lungo l'autostrada A34. Erano le 11:26 quando il centro operativo autostradale della Polizia Stradale di Udine ha lanciato l'allarme per la presenza di un veicolo che procedeva contromano lungo il tratto tra Gradisca di Sonzo e Villesse in provincia di Gorizia. A notare l'auto sono stati gli agenti della sala operativa che scrutano le telecamere di videosorveglianza, ma non c'è stato nemmeno il tempo di tentare un inseguimento che è giunta la chiamata d'emergenza al 112. A 1 chilometro di distanza un'utilitaria, una Yaris, si è scontrata frontalmente con un veicolo di grossa cilindrata, un Audi A6 con targa serba, che stava procedendo regolarmente in corsia di sorpasso. Nel tremendo schianto miracolosamente non sono stati coinvolti altri mezzi che pur stavano transitando nella corsia di marcia. Lo scontro è stato tremendo anche perché non è stato preceduto da alcuna frenata. La donna, che era alla guida dell'utilitaria e che aveva invertito la rotta, è deceduta all'istante. Si tratta di una 79enne che abitava in zona. Aveva trascorso la mattinata verosimilmente nel grande centro commerciale da cui si era correttamente immessa in A34 diretta verso il casello. Poi però, accortasi di aver sbagliato direzione, ha cercato di tornare indietro, ma lo ha fatto percorrendo l'autostrada contromano. Sul posto del passeggero c'era una donna di 50 anni, anch'ella della stessa zona della vittima, Tapogliano, che è stata portata a Udine in elisoccorso in prognosi riservata. Nell'altra auto 2 delle 3 persone sono state trasportate in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita, in ambulanza negli ospedali di Udine e Trieste. Si tratta di 2 donne attorno ai 50 anni. A Catinare è stato trasferito anche il 4º ferito, il meno grave, un ragazzo di 16 anni, cittadino serbo. I vigili del fuoco di Gorizia hanno lavorato per ore, dapprima per liberare le persone incastrate nell'abitacolo e per permettere ai sanitari di intervenire, e quindi per bonificare la carreggiata. Il traffico ha subito soltanto qualche rallentamento, visto che l'urto è avvenuto in corrispondenza del cavalcavia che consente l'ingresso ai centri commerciali. Il flusso veicolare diretto in A4 è stato dirottato sulla rotonda adiacente e ha potuto rientrare in A34 poche centinaia di metri dopo. La sbarra del passaggio a livello si abbassa mentre il camion sta passando. È successo questa mattina a Rovigo. La sbarra si è incastrata tra la cabina e il semirimorchio dell'auto articolato in transito sui binari. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, accorsi dalla centrale con 2 squadre, hanno provveduto al rialzo della sbarra, che non ha subito nessun danno. La circolazione ferroviaria lungo la linea Rovigo-Verona è ripresa poi regolarmente. Sul posto per i rilievi di legge la polizia ferroviaria e quella locale. Ed ora parliamo del caso Egonu. La pallavolista accusa di razzismo l'Italia e la comunità di Galliera Veneta, il paese dove ha vissuto fino a 14 anni. Il sindaco del paese dell'Alta Padovana rispedisce le accuse al mittente e dice: noi non siamo razzisti. L'Italia è un paese razzista, intendi? Ecco. Sì.
Certo, Paola Egonu non usa giri di parole. L'Italia è un paese razzista, dichiara la regina della pallavolo, nata a Cittadella e cresciuta a Galliera Veneta, un paese dove sarebbe stata vittima di episodi di razzismo, come ha dichiarato anche in una recente intervista. Mettere al mondo un figlio dalla pelle nera, aveva detto Egonu, per condannarlo all'infelicità, e poi una serie di altri esempi per raccontare i suoi anni di bambina a Galliera, il suo crescere in una comunità razzista. Oggi altra schiacciata con la campionessa che rincara la dose con queste parole. Non voglio sembrare polemica o fare la parte della vittima, però semplicemente dire come stanno le cose. A Galliera Veneta le affermazioni di Paola Egonu non sono piaciute, respinge le accuse il sindaco Italo Perfetti. Io conoscevo la sua famiglia perché aveva un'attività e sempre stati corretti e esemplari, ma erano integrati benissimo. Non so come mai che ha fatto queste affermazioni, però le respingo totalmente quelle affermazioni che ha fatto, perché Galliera non è razzista. Galliera, 7.200 abitanti, 1.000 sono immigrati, persone che si sono integrate nella comunità, continua il sindaco, sempre pronta ad accogliere chi viene da paesi lontani. Paola Egonu parla di una comunità razzista. No, non c'è comunità razzista. È tutto bene qua. Io vivo qua 10 anni, quasi 10 anni qua. Sempre qua ho trovato bene. È mai stato vittima di episodi di razzismo? No, non ho mai sentito qualcosa di razzismo, no. Quasi 17 anni che siamo qua, proprio a Galliera. E ci troviamo bene. Io non so, non mi viene di cambiare neanche un posto perché mi sono abituata qua. La realtà non è quella che descrive Egonu, conclude Italo Perfetti, che invita la campionessa a tornare a Galliera Veneta. Le porte sono aperte e se vuole l'aspettiamo, la faccio l'invito di venire e così trova anche altri amici, anche qualcuno che ha dato una mano nel percorso di questi 14 anni che ha vissuto qua a Galliera Veneta. Ed ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità.